Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi vediamo i nati del 2 gennaio, ma prima di addentrarci nell'analisi delle caratteristiche che formano la personalità, ma anche il tipo di destino e di aspetto fisico di questi nati, vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi anche a questo canale dal quale state vedendo questo video, questa condivisione. Vediamo dunque i nati di oggi. Secondo l'astrologia antica, perciò basata sulle tavole del 1500, della chiave astrologica del 500, vediamo che la Luna oggi attraversa 7 costellazioni. Dunque i nati di oggi ricevono alcuni influssi particolari che adesso andremo ad analizzare, non nel dettaglio perché altrimenti non finiremmo più, ma sicuramente vedremo gli aspetti e le caratteristiche principali, cominciando dal dominio mensile che anticamente gennaio appunto veniva associato al dominatore Saturno attraverso la costellazione Acquario che sempre per questioni di ancora non era stato scoperto Urano, non era ancora stato identificato, dunque era associato appunto a Saturno. Oggi comunque resta valido ancora Saturno come dominatore dell'Acquario, affiancato appunto ad Urano, che è questo pianeta che porta un grandissimo desiderio, bisogno di libertà, e infatti sicuramente quelli nati oggi continuano ad avere anche questa prerogativa, questa caratteristica nel loro influsso che ricevono appunto al momento della nascita. Infatti appunto anche i nati di oggi hanno un qualcosa di acquariano, dunque un senso di indipendenza, di libertà, associato comunque anche ad altri fattori. Oggi infatti, i nati di oggi infatti ricevono influssi anche dalla costellazione Sagittario, che è la prima che la Luna attraversa in questa giornata. Dunque c'è un'associazione molto bella, molto proficua, molto propizia tra Acquario e Sagittario, che sono oltretutto segni simpatici fra loro, costellazioni che sono simpatiche fra loro. Dunque questo armonioso gioco di aria e fuoco è sicuramente molto favorevole per i nati di oggi, i quali appunto saranno sicuramente favoriti nella vita, sebbene il tipo di fortuna che riceveranno sarà una fortuna media, non sarà eccelsa, ma comunque una fortuna che gli permetterà di affrontare le prove della loro vita che comunque ci saranno come per tutti, ma saranno appunto in grado di superare. Il loro fisico risulta essere forte ed energico e saranno sicuramente orientati anche alle attività sportive, come alla medicina, agli studi superiori. È possibile appunto che nella vita possano scegliere di diventare chirurghi oppure di studiare il diritto, la storia, insomma approfondire comunque saranno propensi e portati agli studi di tipo superiore. Le donne, così come gli uomini, risultano attraenti e simpatici, dunque saranno di compagnia, propensi ai rapporti con il prossimo, ma anche perfettamente in grado di stare da soli. Comunque manifestano generosità verso gli altri e la capacità, insomma, di occuparsi anche del prossimo e dei bisogni del prossimo. Se appunto orienteranno la loro vita verso scopi superiori, saranno sicuramente accompagnati da una grande fortuna, proprio perché ricevono effettivamente l'input a volgere lo sguardo al soprasensibile e è chiaro che poi in base alle personalizzazioni e dunque ad altri influssi astrali che sono diversi da soggetto a soggetto, si potrà capire se appunto c'è più o meno una certa predisposizione
alle scienze esoteriche occulte, oppure ad avere dei veri e propri doni di tipo spirituale. Ad ogni modo la fede permetterà loro di amplificare anche questa grandissima intelligenza di cui dispongono. Sono infatti persone estremamente intelligenti, molto molto aperte anche a questioni avanzate, tecnologiche, ma anche dove c'è appunto da capire e da ingegnarsi con perizia. Sono sicuramente molto favoriti sotto questo aspetto. Hanno inoltre la capacità di riuscire a conquistarsi nel tempo un'ottima posizione sociale ed economica. Dal punto di vista diciamo fisico, dovranno fare attenzione alle infiammazioni, ai fastidi alle cosce, probabilmente ai dolori di capo, tutto quello che riguarda la testa, l'area della testa e infine anche la gola possibilmente sarà interessata per tutto quello che sono gli aspetti appunto connessi a quest'area, dunque le ghiandole più alte, tiroide, ma anche il sistema ormonale insieme. Dunque questo è un pochettino l'indicazione di base per i nati del 2 gennaio. Vi rinnovo dunque l'invito a iscrivervi al mio canale, di iscrivervi anche al canale del Marietto Veneziano dove troverete molte cose interessanti e vi aspetto per le prossime condivisioni su questo canale. Vi ringrazio tantissimo per avermi ascoltato e vi auguro una buonissima giornata. A presto dalla vostra Hildegarda.